Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo dei sogni. Certo, ci sono persone che sognano a occhi aperti, ma io intendo dire quei sogni che persone fanno quando vanno a letto, magari prendono la melatonina. Però prima di fare questo, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Zegarda, al canale YouTube del vostro Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in Facebook soprattutto, dove magari mettiamo qualche circuito e qualche link di qualche bel video, e poi anche in Telegram. I link sono sotto qui in descrizione. Eventualmente, se volete approfondire con degli ebook gratuiti, abbiamo nel sito capitano.artevista.org dei circuiti in ebook con le istruzioni per poter essere usati. Non contattatemi in PVT se non volete consulenze professionali, che costano 20 € 45 minuti. I link comunque sono sotto qui in descrizione per collegarvi al canale di Hildegarda e al canale, come si suol dire, di YouTube di Hildegarda e ai gruppi Facebook. Bene, parliamo un po' dei sogni. Alcuni sogni sono dei sogni premonitori generalmente, no, ci sono persone che sognano a occhi aperti e questo non è il nostro caso. Altri invece che hanno proprio dei sogni, che pensano che siano sogni, ma nella realtà molto probabilmente il 90% escono in astrale, vanno nel futuro, perché in astrale si può passare dal futuro al passato, no, ma generalmente, a me è capitato ad esempio, verso 24 anni, di andare nel futuro di 15, 18 anni circa e di vedere mio figlio che stava giocando, in uno sport, no? E quando mi son svegliato la mattina, non era ancora nato questo ragazzo, ho pensato che sarebbe stato impossibile che si fosse avverato una cosa del genere, proprio perché era uno sport lontano dai miei canoni. Nella realtà poi quel giorno che è successo, dopo quei 15, 18 anni poi che da quel sogno, ho proprio rivisto tutta la scena che avevo visto qualche decennio prima. Quindi alcune volte sognando si può viaggiare nel passato futuro, però non sono sogni, sono viaggi astrali. Poi ci sono i sogni lucidi che, sembrano quasi che non viviamo quella cosa, quella situazione lì. E poi ci sono dei sogni che il subconscio usa per poterci parlare, spiegare certi concetti e via dicendo, no. Ci sono stati dei grandi filosofi, psichiatri, chiamateli poi come volete, che, interpretavano questi meccanismi del subconscio di poterci parlare, di poterci comunicare alla nostra coscienza addormentata, in altre parole. Poi ci sono invece quell'altra categoria di persone che invece usano i sogni per spaventare gli altri, no, è capitato molte volte che una persona contatta professionalmente Maria Teresa e dice: "Una mia amica mi ha detto che ha fatto un sogno premonitore che io a me succederà qualcosa di male, oppure ai miei figli succederà qualcosa di". Allora, se queste sapete una cosa, mettiamola giù così, vi spiego una cosa. Nell'Antico Testamento, che è più di 2500 anni fa praticamente, se i profeti sbagliavano profezie, gli tagliavano la testa. Avete capito bene. Quando uno profetizzava, no, se sbagliava, no, gli tagliavano la testa. C'è infatti un passaggio nel Vecchio Testamento in cui c'era, un profeta contro 400, 300 profeti, alla fine gli altri 300 avevano sbagliato profezia e lui è stato in piedi, gli altri li hanno tutti decapitati. Quindi quando uno gli viene a dire che ha sognato qualcosa, no, e ci crede veramente, certo che se fossimo nel Vecchio Testamento molto probabilmente se sbaglia gli tagliano, gli avrebbero tagliato la testa. Invece oggigiorno sentiamo tante persone che si svegliano una mattina e hanno sognato qualcuno o qualcosa e la interpretano come se fossi tu, l'obiettivo del loro sogno. È chiaro che, se fossimo nel Vecchio Testamento starebbero molto attenti a dire certe fantasie. Quindi esistono sia sogni lucidi che magari, noi viviamo intensamente, ci sembra di volare, i sogni astrali che non sono proprio sogni, ma son proprio viaggi, cioè la nostra coscienza o una parte della nostra coscienza esce dal nostro corpo e generalmente può viaggiare nel futuro e nel passato, Chiaramente può entrare anche nel basso astrale, in alcuni casi si può andare a viaggiare anche nel basso astrale. Mi ricordo da piccolino che c'erano 3 porte
e c'era un Limini in strada che mi ha detto: "Guarda Marietto, non entrare mai in questa porta qui". A dire a Marietto: "Non entrare mai in questa porta qui", vuole dire entraci, no. Io ci sono entrato ed era meglio che non entravo. E poi ci sono quelli che sognano perché il subconscio gli manda dei messaggi e in quel caso lì bisogna interpretarli, no, noi abbiamo il De Gara che è bravissimo a interpretare i sogni, no, però bisogna sempre anche stare attenti, no, perché molte volte, non ce li ricordiamo tutti i sogni, no, ci ricordiamo solamente una parte e quindi molte volte anche i sogni sono un po' così, proprio perché ci sono quelle persone che poi vengono a dire, magari hanno sognato male, che gli va male a loro, vengono a dire che hanno sognato per scaricare i barili, che hanno sognato te che andavi male, no. Mi è capitato più di una volta di, avere committenti che mi chiamassero per dire: "Guarda la mia amico, il mio amico stamattina sul posto di lavoro mi ha detto che mi ha sognato che facevo un incidente a destra e a sinistra." È possibile. Oppure ci sono anche quelle che, a me è capitato quando insegnavo informatica, che una mia studentessa, come si suol dire, mi aveva sognato, ma la cosa molto particolare è che, gli aveva detto suo marito, perché lei non si ricordava più. E lei non ci credeva. Allora, visto che avevamo avuto una lezione, suo marito gli ha ripetuto tutti i passaggi della lezione che avevo fatto quel giorno lì. Allora, io non c'ero, lei dormiva, come faceva e il marito non c'era, no, in quella lezione, ma c'era nel letto con questa studentessa, quindi è chiaro che, lei aveva gridato per 1 ora tutta la lezione, proprio perché si era fatta influenzare in modo importante. Quindi cari amici, dov'è il problema? Il problema è, che se qualcuno vi viene a dire che vi ha sognato e vede cose negative, non credeteci, perché molte volte, si proietta su altre persone magari quello che a noi sta andando poi c'è invece l'opposto, ci sono situazioni in cui, si sogna nella realtà, nel senso una persona vede l'altro che sta andando male, sta andando nella strada sbagliata, allora a quel punto lì bisogna teoricamente intervenire se si vuole aiutare quella ragionica, perché certamente ci sono certe persone che se voi gli andate a dire: "Guardate che ho avuto un sogno ed è meglio che magari quella strada non la fai per questi 5 minuti", è chiaro che magari non ci crede, no. Quindi, il discorso della morale qual è? Attivate i circuiti, no, per tagliare, questi legami, anche perché durante la notte, come ho già detto in altre pillole, ci sono altre persone, altri come si suol dire, soggetti che escono dal proprio corpo, sono coscienti in astale, vanno in giro a far birichinate e magari vi condizionano mentre siete in una sorta di trance di sogno a immettervi dentro di voi dei pensieri e ce ne sono più di quello che uno pensa, eh. Adesso non voglio raccontarvi certe cose perché è tema di altre pillole, però dovete sempre schermarvi quando andate a letto. Cerchio di fuoco e ovetto colorato. Bene, questo era più che altro perché certe amicizie, certi committenti mi contattano e dicono: "Guarda quel tipo lì mi ha sognato che dovrei farmi male nel 2021". Io poi controllo con un'indagine radiostetica ed è una grande bufala, no, però potete anche andare a controllare con la linea a mano, con la mappetta che ho messo nei vari gruppi e sul sito capitano.interviste.org per vedere se effettivamente succederà quello che dicono. Però dopo un'indagine radiestesica si vede se quel tipo lì prima o poi si fa un buono. E poi ci sono quelli che, non sognano niente e raccontano delle bufale, sognano a occhi aperti, no. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato. Quindi quelli che, vi vengono a dire: "Ho sognato che ti farei male", calma, attivate tutti i circuiti che trovate nel sito capitano.altruista.no proprio per tagliare queste, negatività, attivate tutti i circuiti per rimandare indietro pensieri negativi, vampiri energetici. Ho fatto tante pillole che spiego come utilizzare i vari circuiti. Il Marietto vi ringrazio di avermi ascoltato. Alla prossima, ciao.